Ieri siamo stati attivati nel primo pomeriggio dalle volanti per la scomparsa di un anziano a seguito di un incendio molto grande. Siamo subito resi conto della situazione molto particolare. Appena sceso, Knight si è subito diretto, diciamo, verso la zona degli orti dell'incendio che faceva parte appunto dell'area di ricerca. Dopodiché si è spostato in una zona laterale dove c'era una rete completamente chiusa, quindi non c'era accesso per arrivare dall'altra parte, ma lui insisteva che voleva passare al di là della rete. Allora siamo riusciti a trovare un cancello, lo abbiamo aperto, siamo entrati e il cane si è diretto di corsa verso destra, però verso un dirupo, verso una zona rocciosa, verso una zona priva di passaggi, era piena di rovi, di canne, molto impervia. Poi a un certo punto si è messo ad abbaiare in modo ritmico, che è l'abbaio proprio di ritrovamento della persona. C'erano due ragazzi con me della mia squadra cinofila e gli ho detto: guarda, provate a vedere un attimino perché sta lì sicuramente, perché Knight è convintissimo. Ed effettivamente hanno fatto un 3-4 metri di dislivello e si sono arrampicati e hanno trovato questo signore, questo anziano, riverso a terra, coricato, mezzo a carponi, con gli occhi chiusi. Però appena l'hanno sfiorato lui ha aperto gli occhi, l'hanno aiutato a sedersi e ha cominciato a parlare, però era sotto shock. E appena è arrivato su ci ha ringraziato, ha voluto accarezzare il cane. È stata una forte emozione, una cosa veramente bella, importante.